Buonasera a tutti, grazie per essere ancora qui con noi con le nostre chiacchierate di nuova pedagogia. Stasera abbiamo un ospite di punta che è, diciamo, la punta di diamante sia di Scuola Agire che della Libera Università, che è Maria Castronovo. Ciao Maria, come stai? Grazie per essere. Buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta. Sì. Grazie per esistere, Maria. Grazie per esistere a te. Siamo tutte pezzi di stella fluttuanti che dobbiamo tutti ringraziare per essere tutti qui insieme a noi. Io la penso così. No, è veramente il nostro è stato un incontro veramente magico, che ormai noi collaboriamo ormai da anni insieme. Devo dire che è stato un incontro veramente un po' magico, un po' animico il nostro, no? Sì, astrale oserei dire. Sì, davvero. Cioè, registrato, diretto dagli astri. Sarà stato così perché veramente da quando ci siamo incontrate che collaboriamo. Comunque io ti faccio le classiche, le canoniche ormai per noi 3 domande sul futuro, sul presente e sul passato. Sul futuro la domanda è la solita, quindi Maria, come ti immagini il mondo che verrà? Il mondo che verrà sarà sempre l'evoluzione del mondo che è stato, partendo proprio dalla superficie della manifestazione dell'universo. Il mondo che verrà è sempre in fase evolutiva, nella fase del mutamento, del totale cambiamento, anche se a noi sembra che la storia sia sempre uguale, sia sempre frutto di sopraffazioni, di complotti, di ribellioni, che sia la storia comunque dove i poveri perdono sempre e dove i ricchi stravincono sempre. Vabbè, la storia purtroppo è quella che ci inchioda alla fascia orizzontale del presente. Invece la fascia verticale che avvolge tutto l'universo è tutto ciò che si muove, come diceva Ovidio, tutto si muove nell'universo e nulla sta mai fermo. Probabilmente a volte gli uomini, l'umanità ha lavorato per mantenere ferme le cose e questo è contro natura, perché tutto ruota, tutto orbita, tutto si muove e nulla è mai allo stesso posto. Anche lo stesso modo di orbitare. La Terra non orbita mai sullo stesso piano che ha occupato l'anno precedente. E con la Terra tutti gli astri, insomma, Sole compreso, che sembra che stia lì bello fisso, ma anche lui si muove assieme a tutti gli altri. E allora io penso che questo mondo sia sempre in movimento, lo è sempre stato, e adesso ha accelerato il movimento verso il futuro. Quindi ci saranno tempi sempre più stretti, sempre più veloci, mutamenti sempre più immediati, cambiamenti sempre più immediati, chiamate sempre più veloci al nostro mutamento interiore, perché il mondo cambia sulle rotaie della nostra interiorità. Quindi noi dobbiamo essere i binari di questo mutamento, no? Raccogliere sulle nostre spalle il grande treno che a velocità più alta sta partendo da questi tempi, che sono tempi che sono stati anche profetizzati, no? L'età precessionale dell'Acquario è stata profetizzata da millenni, da quando i Sumeri hanno cominciato a guardare il cielo e contare tutti i loro movimenti, tutti i movimenti degli astri. Quindi questa età che arriverà fra pochi decenni, ma in effetti è già arrivati perché noi siamo distanti 50-60 anni, insomma, dal momento in cui il Sole sorgerà dentro la costellazione dell'Acquario. E quindi già sentiamo questi movimenti di grande innovazione immediata, che ci ha anche travolto, no? Passiamo già dagli anni 60 si parlava dell'età dell'Acquario e sono stati gli anni che ci hanno catapultato nel mondo di una tecnologia mai vista prima, mai pensata prima. A volte incontro persone che dicono questi tempi così veloci, come faremo, persone di una certa età, insomma, come sono io, come faremo a star dietro a queste cose, non comprendiamo come va.
E ho detto: "Come non comprendete? Cioè voi siete stati come me, avete fatto le elementari con 5 pastelli Giotto e intingendo il pennino di rame nel calamaio e pulendo il pennino con la pezzetta ricamata dalla nonna e fatta a mano. E vi stupite se adesso abbiamo il computer, se adesso abbiamo la possibilità di telefonare e guardarci, se adesso abbiamo la possibilità di attingere a qualsiasi informazione, noi siamo i testimoni di questo tempo, perché l'abbiamo vissuto proprio sulle nostre spalle. Io sono nata senza televisione, no, sono nata con le serate passate alla radio, ascoltando le commedie e giocando all'uncinetto mentre le donne della mia famiglia facevano i maglioni, no. Sì. Ecco, questo passato non è nelle nostre corde, i giovani non hanno avuto questo passato e molto spesso ci lamentiamo che i giovani, insomma, non hanno l'esperienza per essere dei treni in corsa sul futuro che sta arrivando, ma in effetti, è uno dei miei punti forti anche del libro che presenteremo, insomma è proprio questo, che il mondo è una continuità, è una continua, catena che non è andata mai distrutta, no, per cui quando parliamo appunto anche di alchimia o di astrologia o di antica sapienza, di arcana sapienza, tutte cose che son state cancellate dal nostro mondo, che preferisce magari l'Isola dei Famosi a una riflessione su un testo sacro, un testo intelligente, ecco, queste cose non sono mai andate distrutte, si muovono dentro di noi, basta afferrarle, come direbbe Jung, basta afferrarle e farle nostre. Poi specialmente questa generazione del dopoguerra che è sempre stata in corsa. Io arrivo da un'Italia ancora distrutta, un'Italia che contava ancora le sue macerie, le macerie delle bombe, no, una Milano ancora da ricostruire, un Monte Stella da fare. L'unico monte di Milano è un monte costruito con le macerie della guerra e l'hanno costruito appunto negli anni '60 mentre io facevo le elementari. Quindi cioè la ferrovia del tempo non si è mai Non si è fermata mai ed fermata. è sempre stata bella veloce sul suo binario, a volte con i tempi lunghi, il nostro neolitico, i nostri 10.000 anni sono un tempo lunghissimo, ma non è mai stata veloce come gli ultimi 200 anni. Quindi la parola chiave del tuo futuro è la velocità. La velocità, essere sempre pronti al mutamento da un giorno all'altro Mh-mh. E e allora quindi che cosa stiamo facendo adesso? Cosa stai facendo adesso nel presente per andare incontro a questa velocità del futuro? Perché tu sei, diciamolo, sei una scrittrice, sei un'insegnante, insomma fai tantissime cose. Cosa stai facendo adesso non per questo stancarmi mondo? mai di essere curiosa. Non stancarmi mai, più vado avanti e più dico: "Oh Madonna quanto sono ignorante, o dovrei prendere in mano questi libri, o dovrei rivederli meglio, o dovrei rivedere meglio tutto quello che ho fatto nella mia vita, adesso sono in pensione." Stamattina è stata una cosa bella, ve la racconto. Una cosa bellissima, sono andata a prendere il caffè in una caffetteria qui vicino e mi ha fermato una signora di una certa età, m'ha detto: "Ma lei non era una professoressa?" Ho detto: "Sì, sono in pensione, però ho insegnato 10 anni qui all'istituto qui vicino." "Ma allora lei è stata la professoressa di mia figlia?" E la figlia era seduta, più che quarantenne, seduta al bar e non aveva avuto il coraggio di chiamarmi. Ho detto: "Come? C'è una mia allieva qui, una mia ex allieva." È stato bellissimo quest'incontro perché m'ha detto sia la mamma che lei quanti bei ricordi ci ha lasciato. Tra l'altro con quella classe avevo costruito proprio un libro di fiabe, fatto da loro, illustrato da loro, dalle loro mani. E poi ho detto: "Ma tu adesso che fai?" Dice: "Io sono sposata, ho 3 figli, la prima figlia è Down, e l'ho accompagnata adesso al tirocinio del lavoro perché sta facendo l'alberghiero e quindi stava facendo il tirocinio del servizio in sala." E io ho detto: "Ma tu sei una super mamma, come fai?"
con 3 figli, con questo tu ti stai dando veramente queste cose. Sì, sì, però insomma è stato bellissimo il tempo che ho passato con lei e i bei ricordi che ci ha lasciato. E Ah, io che dico bello. questo Un un presente bellissimo, siamo proprio nel qui e ora allora. sì, sì, qui e ora, questa cosa son contenta insomma di aver lasciato un buon segno, qualcosa li ho fatti divertire, li ho fatti sorridere. Mi ricordo quel laboratorio di favole, c'erano anche i ragazzi sdraiati sui tavoli perché parlavano tutti infocati della trama, di come avrebbe dovuto continuare, eccetera, i personaggi. Comunque Bellissi questo effetto lo fai ancora adesso che abbiamo sia la libera università che scuola Agire, perché tutte le persone che studiano con te dopo ti vogliono assolutamente rincontrare, continuano a eh, parlare di te. Diciamo la scuola Agire tu ti occupi di, educazione civica, quindi di civica, una lettura della Costituzione assolutamente divergente. E molto poi, divertente. invece con la Libera Università quest'anno ti occuperai di alchimia immaginale, quindi un viaggio nell'alchimia tramite Dante, Jung e Hillman. Inizieremo a settembre. Però io c'ho un'altra domanda da farti, Maria. Ma mi racconti un episodio, qualcosa del tuo passato che un po' ha cambiato la tua vita? Sì, diciamo che, ecco, io ho avuto una vita molto alchemica, perché alchimia significa trasformazione, mutamento, cambiamento, quindi già tutto l'universo è alchemico, per natura sua e bontà sua, e grazie a lui che è così. Poi ho avuto una vita molto movimentata, la vita di nascere in un posto, di trovarmi a 11 anni in un altro posto, i trasferimenti di casa, mutare ho dovuto mutare anche il modo di parlare, perché io parlavo un veneziano goldoniano, ma mi son trovata a 11 anni dentro una milanesità che rifiutavo ovviamente il mio bel veneziano goldoniano. Poi mi son ritrovata a Roma, cioè io ringrazio la forza che mi è stata data per poter sopportare questi mutamenti di territorio, di culture, di cose da vedere e non mi stancherei mai di poter girare. Purtroppo sono andata in pensione nell'anno del Covid, così tutti i miei sogni di dire: "Faccio un biglietto e non torno più", sono tutti finiti dentro il tunnel del Covid. Però devo dire che io sono grata all'universo per avermi fatto il regalo più bello del mondo, un regalo che nemmeno io riesco a considerare nella sua pienezza, nella sua preziosità, perché mi è capitato in mano senza neanche sapere quello che stavo facendo. Questo regalo mi è stato donato il 10 ottobre del 2010 alle ore 10 di sera, perché stavo giocando. Si vede che giocando è proprio il mestiere che dovrebbe fare l'uomo, no, si apprende di più quando si gioca, si apprende di più quando si diverte, si apprende di più la relazione fra le persone quando si sta sempre in un gruppo sereno che si diverte a fare le cose. Così io mi sono messa a giocare da sola e voi direte: "Con chi sta?" Mi son messa a giocare con Dante Alighieri, cioè la cosa più folle del mondo che uno può fare. Mi son messa a giocare col testo dell'Alighieri e ho fatto questo gioco dicendo appunto: "Vediamo perché hai buttato via non hai buttato via un incipit, gli incipit i veri scrittori non li buttano mai via così, insomma vengono sempre studiati, rimanipolati. L'incipit di un poema così non può essere soltanto 4 parole messe in croce". E in effetti, da quel gioco che ho fatto utilizzando Pitagora e il testo son saltate fuori 3 mappe del cosmo, anzi a gradualmente. Nei primi 12 endecasillabi è la mappa da Terra a Saturno, nel canto cinquantesimo è dalla Terra alle stelle fisse e poi la mappa paradisiaca che sono gli ultimi 12 versi, va dalla Luna all'infinito, cioè non ti fermi più di volare. Ecco, dovremmo imparare il volo dell'universo, sia il volo che abbiamo fatto nel passato, il volo che stiamo facendo al presente e il volo che senz'altro faremo nel futuro. Voleremo sempre di più. Impariamo da questa materia che prima è nata densa, terribile, isterica, con
con isterica perché gli elettroni correvano bellamente ad altissima velocità e non si fermavano mai. Ehm, da quel momento adesso ci siamo raffreddati, ci siamo ricompattati e forse la nostra coscienza si è espansa assieme a quella dell'universo e quindi abbiamo il modo di godere di questi doni preziosi, della coscienza cosmica che Dante per esempio conosceva benissimo e la chiamava il raggio angelico. Dante diceva: se siamo in connessione con la coscienza del cosmo, che è intelligente, come tutta la materia è intelligente, ci arriva nelle mani un messaggio. E questo messaggio che noi non abbiamo, di cui non abbiamo mai sentito parlare, non abbiamo mai tenuto conto, non ci ha nemmeno attraversato per un secondo la testa, e questo messaggio ci cambierà il modo di vivere e ci darà cose. E io infatti ho ricevuto questo messaggio. Il lavoro che poi ho dovuto fare per cercare di capire una briciola di questo messaggio è stato un lavoro di 12 anni. Di 12 anni in cui ho scritto 4 volumi dedicati a Dante ed è un lavoro che non è mai finito, perché forse dopo 12 anni comincio a comprendere qualcosa, ma qualcosina piccola però. Diciamo che nella tua enorme generosità hai messo a disposizione questi libri sul tuo sito mariacastronovo.it, Sì, giusto? sì, Maria Castronovo, tutto minuscolo, chiocciola, it, sì, punto .it, okay, Punto chiocciola, it, sì. sì, Maria Castronovo punto Sì, it. sì. No, Il io sito un'altra cosa, un'altra curiosità proprio piccola, è che tu dici sempre che Dante ha scritto il poema per noi, nella nostra epoca. per la precessione equinoziale dell'Acquario. È la Quindi profezia di Beatrice, la profezia di Dante, la profezia di Cacciaguida a Dante, quindi, e queste sono le vere profezie di Dante, perché Dante ha giocato molto, no, con l'attività profetica, descrivendo il suo passato, cioè quando il suo esilio era già stato compiuto, eccetera, e lui lo fa profetizzare a Ciacco, a Cacciaguida, ma effettivamente lui sapeva benissimo di essere in esilio, di aver perso la città, di aver perso il partito dei Guelfi Bianchi, perché è stato ovviamente buttato fuori da Firenze. Però la profezia che fa per il futuro è proprio questa. L'enigma forte del poema sarà compreso quando le Naiadi lo risolveranno senza danno di pecore e di biade. Le Naiadi sono le ninfe dell'acqua e le ninfe dell'acqua proteggono la costellazione dell'Acquario chiaro. e quindi lui con molta pazienza sta aspettando da 700 anni Che noi capiamo qualcosa. che questo messaggio arrivi, che è un messaggio potente, non ha a che fare col livello letterale del testo che è già ammaliante perché è narrativo, è bellissimo, è ricco di immagini, di cose. Ha a che fare col quarto livello del testo, col livello più profondo in cui ci insegna la nostra via per vivere al meglio quel segreto che aveva conservato per Cangrande della Scala. Il mio poema sarà utile a tutte quelle donne, a tutti quegli uomini che vogliono superare il dolore per essere felici in terra. Questo è il messaggio del poema dantesco Quindi e Dante ci insegna questo. possiamo dire che questo è anche il messaggio che darebbe oggi Dante a chi sta facendo questa transizione? Ah certo, è proprio il messaggio che sta arrivando ai tempi nostri, è il messaggio che ci dice: "State attenti, i poteri sono sempre scuoianti, vi tolgono la pelle di torno anche se non ve ne accorge e soprattutto se non ve ne accorgete. Quindi centratevi su voi stessi. Ogni individuo per se stesso preso deve essere il tempio di se stesso, la roccaforte di se stesso". Lui dice la fortezza, cioè la tetragonia. Siamo tetragoni, cioè diventeremo perfetti se siamo tetragoni, quindi se siamo intelligenza cosciente, anima intellettiva cosciente, spirito cosciente e corpo cosciente, che sono le nostre 4 dimensioni che sono sacre. Quindi vengono trattate da Dante veramente come il territorio più sacro. Addirittura il beato Salomone dirà a Dante: "Lui in paradiso che non possiede il corpo
e quindi Salomone è in paradiso come spirito, anima e intelligenza. Siete fortunati voi, non vi rendete conto che noi siamo malinconici perché aspettiamo l'ultimo giorno perché arrivi il corpo risorto. Invece siete fortunati voi in terra, perché voi in terra sì che siete perfetti, siete tetragoni e quindi siete la fortezza di voi stessi. Se ognuno di noi diventasse una grande fortezza, non avremmo più paura di nessuno. Già, eh già. Va bene Maria, allora io ti ringrazio tantissimo del tempo che ci hai dedicato Grazie e a non voi. vediamo l'ora di cominciare con te questo percorso alchemico a settembre. Vuoi dirci qualcosa di questo nuovo viaggio? Ci Questo vuoi nuovo viaggio, laboratorio alchemico, secondo appunto Dante, Jung e Hillman. Il libro lo metterò gratuitamente nel mio sito, un libricino abbastanza leggero e intenso, è di 40 pagine, però sono quelle famose 40 pagine che sono abbastanza pesanti. Che cos'è? Era appunto quello che dicevo prima, la dimostrazione che l'universo è un grande continuum, che tutto quello che è nel passato ci serve, tutto quello che è stato nel passato ci serve. Io a volte cercavo di fare questo discorso in classe, dicevo, ma l'equatore celeste funziona così, no? Stavo facendo un minimo modello del sistema solare, e qualcuno dall'aula dice, professore, ma allora lei ci crede negli oroscopi? Senza capire che l'equatore celeste è il viaggio del sole, quindi veramente ci sono i 12 segni zodiacali che accompagnano il sole. Oppure parlavo degli alchimisti, ma l'alchimia diceva, professore, quelli cretini che credevano di poter cambiare il piombo in oro. E io fermavo lì il discorso, perché l'inquinamento dei cervelli parte da lontano e vuole correre anche il rischio di arrivare lontano. E Già, purtroppo già. ecco perché non insegniamo le magie del mondo, no? Non insegniamo il mondo visto dalla Terra, quindi che è sistema tolemaico, perché quando noi vediamo il mondo la Terra, cioè il mondo dal punto di vista della Terra, lo vediamo in maniera tolemaica. Non lo Certo. possiamo vedere come un telescopio, come un Hubble che guarda le galassie. Ecco, queste cose non vanno insegnate ai ragazzi e quindi si mortifica con grande violenza il loro modo di pensare, le loro Sì. strutture di pensiero. Quindi questo libro è un po' rivoluzionario perché parla di alchimia, di astronomia, di lavorare su se stessi, parla di una psicologia che arriva da lontano, cioè basta un dramma di un antico greco per capire cosa vuole dire Jung. Beh, diciamo che il nostro progetto come Libera Università è proprio quello di dare l'opportunità di far fare dei viaggi che non ci hanno Sì, fatto fare nella scuola pubblica, sì, perché i viaggi alternativi. è questa, diciamo, la cosa per la quale la spinta che abbiamo avuto, no? Di percorrere sentieri alternativi, divergenti e di prendere quello che non ci è stato proprio dato, ecco. Anzi che ci è stato proprio scippato coscientemente, Che c'è stato scientemente scippato. scippato. Esatto. Grazie Maria, grazie. Grazie a te, a me. Niente, cerchiamo abbeverarci dalla sapienza eterna che ci porta ad una vibrazione più alta rispetto al livello medio nel quale viviamo guardando televisioni, giornali e robe varie. Io, Sì, tu sai, ho tolto la televisione, non leggo i giornali, mi tutta informo in spazzatura che maniera ti fa tanto male, tutta contaminazione. tutta propaganda Mh, e quindi invece ci sono le fonti che ci danno quel sostegno morale, etico, energetico e che dobbiamo andare non insomma, dobbiamo andare più nel passato che per vedere veramente come sarà il nostro futuro. sì, infatti se non uniamo i 3 occhi della temperanza, come diceva la Sapienza Arcana, la temperanza possiede 3 occhi, numero 3 è numero magico, perché la temperanza riesce a controllare sia il passato, sia il presente, sia il futuro. Se non c'è questo dialogo fra queste 3 dimensioni, la strada che abbiamo davanti si fa sempre più dura e disagevole. Grazie Maria.
Grazie Allora ancora. buonanotte, buonanotte anche ai nostri simpatici followers e Buonissima notte. alla prossima. Alla prossima, arrivederci.